professore Torrenti, Gente di Duino, è un altro documentario prodotto dalla regione Friuli Venezia Giulia che ha una valenza sia dal punto di vista culturale che anche dal punto di vista turistico. Sì, un altro documentario importante perché Duino è una delle aree più antiche d'Europa di quest'area e quindi una riscoperta di radici molto profonde, molto antiche. Sappiamo che qui, insomma, veramente in tempi immemorabili, milioni di anni fa, ci sono stati, diciamo, è sempre stata, come dire, in qualche modo abitata, prima ovviamente da non umani, dopo da umani, quindi è un ritorno nel passato. E questo ritorno al passato secondo me è importante perché dà anche consapevolezza a chi ci abita, agli abitanti, di quello che si è diversi e per certi versi forse più antichi dei vicini di casa, e questa consapevolezza secondo me è uno strumento anche poi di valorizzazione del territorio e quindi di comprensione profonda di quello che si è e che si può anche in qualche modo mettere in campo, e conseguentemente con una valenza economica da non sottovalutare. Io credo che il valore in qualche modo di queste ricerche interessanti e anche la loro possibilità di essere appunto riprodotte in video, quindi viste e mandate in giro, sta proprio in questo, non solamente in un racconto, ma proprio in una consapevolezza che prende il territorio per poter poi vendersi tra virgolette meglio su tutto il paese.